Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Questa settimana parleremo di Cuneo Salino e della gestione di Ambiveneto, della bonifica del Veneto per tutelare, ovvero da questo problema, i nostri fiumi, ma poi parleremo anche dei 140 anni di latteria di Soligo. Poi andremo in casa di Confindustria Veneto Est per raccontarvi di un patto importante con le 3 sigle sindacali. Ma vogliamo cominciare invece da Generazione 2026, Regione del Veneto e Camera di Commercio di Treviso e Belluno insieme per mettere in una 3 giorni di eventi i giovani al centro. Tutto nel servizio. Tutto pronto per Generazione 2026, l'appuntamento voluto da Regione del Veneto e Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che si terrà tra Treviso e Cortina dall'8 al 10 giugno. Mostre, proiezioni, workshop, convegni e premiazioni finalizzate alla promozione del significato socioculturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. Solo in Veneto i giovani coinvolti dai progetti di Generazione 2026 sono più di 10.000. Treviso e Cortina saranno internazionali, avremo qui la presenza, oltre dei nostri giovani del progetto, dei campioni come Maurilio Del Zolta, come Messner. Avremo anche le delegazioni dei comitati della FIX da tutto il mondo e da tutti i continenti. È un progetto che ha una sua visione rivolta proprio ai giovani, i valori dello sport. Il tema di quest'anno è l'alimentazione, quindi come mangiare per essere degli sportivi bravi, e soprattutto è un'educazione che è rivolta al futuro, valorizzando i prodotti tipici del nostro territorio. 88 scuole partecipanti per un evento che conterà i delegati di 130 nazioni affiliate alla FIX, Federazione Internazionale del Cinema e della Televisione Sportiva. Non abbiamo inventato nulla, abbiamo cercato solo di coordinare quelli che sono gli ingredienti di successo del dopo giochi. Pensate, sto parlando del dopo i giochi olimpici, quello che rimane dopo i giochi olimpici, al di là dell'evento in sé che è straordinario, e quindi lasciare questa eredità e dove si può investire sui giovani. Se i giovani crescono con una mentalità che è quella dell'olimpismo, che l'olimpismo è uno stile di vita, che significa attraverso questo migliorare le condizioni, e quando noi diciamo nella scuola lo sport deve essere un diritto per i cittadini e un dovere per le istituzioni, racchiudiamo tutti i protagonisti in un unico crogiuolo che è quello dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. Una cornice internazionale che vedrà al centro l'intero tessuto economico delle 2 province, quella di Belluno direttamente protagonista e quella di Treviso perché capitale dello sport system. Proprio per questo Generazione 2026 vuole coltivare un senso di coscienza e consapevolezza che duri ben oltre l'evento mondiale. Ma questa generazione può essere veramente felicemente consapevole, bisogna farglielo comprendere. Lo facciamo con una grande diffusione e grande lavoro nelle scuole, con la disponibilità di insegnanti del mondo sportivo a raccontare che cos'è questa grande occasione, che non è un'occasione che si chiude lì, ma che invece deve diventare un volano per l'economia, per la pratica sportiva e per la conoscenza del territorio.